Eccoci qua. No, si stava un po' così chiacchierando con Valeria, perché tutti sono meccanismi tutti quanti molto complessi, molto difficili, e bisogna mettersi in gioco, no? Dicevi tu, bisogna valutare un po' la vita, mettersi in discussione, e a volte c'è anche un po' di paura perché effettivamente ti metti a nudo, perché rischi rischi che ti dicano di no, anche all'interno del club, anche all'interno delle chat, non ne parliamo, quanti no che si ricevono o quanti sì perché sono zoccole, vabbè. Perché bisogna dirlo, bisogna dirlo, gli uomini si illudono che quelle sulle chat siano persone vere, la stragrande maggioranza sono donne che lo fanno per lavoro, insomma, ecco, se non lo sapete ve lo dico io. Però sì, niente illusioni. Nella vita i no purtroppo esistono nel lavoro, esistono nella famiglia, esistono dai figli, esistono anche nelle relazioni, quindi non è che sicuramente iscrivendosi al club si hanno persone selezionate, motivate, libere, quindi la partenza è già uno scalino molto molto più alto che incontrare uno nel marciapiede opposto. Perché sono tutte persone che hanno fatto una certa scelta consapevole, quindi vogliono trovare una relazione seria, quindi già c'è una scrematura. Però può essere che... Però non è che per il 100% succede che trovano, da noi succede per l'80%, ecco, diciamo che c'è un 20% però a cui è utile lo stesso. Belle le lettere giorni e notti a scrivere quelle parole che stimolano il desiderio, non per far conquista ma per regalare un sogno per poi realizzarlo insieme. Sì, la lettera è un pegno, sì. Però dicevi che comunque, anche se non si trova l'anima gemella in quel periodo, perché poi ricordiamoci che molto dipende dalla persona com'è, se l'iscritto o l'iscritta è arrabbiata con il mondo e va a fare un incontro, o è arrabbiata con il sesso opposto e va a fare un incontro, troverà solo i difetti di quella persona là, non vedrà nessun pregio, perché siccome è incazzata con il sesso opposto non vedrà nessun pregio, quindi sarà molto difficile che una persona così trovi. Però il vantaggio c'è lo stesso, perché la rottura dello schema di essere single, di essere solo e di provare qualcosa, anche se dovesse andare a finire con un nulla di fatto, nel senso che non si è trovata la persona giusta, ci regala un periodo in cui in questo periodo noi ci interfacciamo con altre persone e riusciamo a capire anche quali atteggiamenti sbagliati abbiamo, sempre che si abbia un po' di cervello, perché se il cervello l'avete venduto al mercato è difficile. Però se uno ha un po' di autoanalisi, un po' di come dire, anche di pensare sì, forse anch'io potrei modificare qualcosa, questo percorso all'interno del club serve anche per rafforzare l'autostima della persona e aggiustare quei piccoli puntini che sono sfuggiti dalla maglia e hanno creato un buco qui e un buco là. Me lo confermava un iscritto di 15 anni fa che ho sentito al telefono, che mi diceva: guarda, io mi sono iscritto al club, ho conosciuto tante donne, però ha detto forse non ero io giusto in quel periodo. E devo dire che non ha neanche importanza che io abbia trovato o no la persona giusta, perché mi è stato molto di aiuto in quel periodo, e così tanto di aiuto che io con queste persone che tu mi hai presentato mi sento ancora a distanza di decine di anni. Quindi sono rimasti anche rapporti di amicizia? Sì, sono rimasti rapporti di amicizia, ed è rimasto soprattutto la consapevolezza che questo percorso non era giusto per lui in quel momento, perché lui non aveva ancora messo a posto alcuni cubi dentro di sé. Vita. Esatto. Ecco. E poi per la stragrande maggioranza delle persone invece è proprio un'opportunità di incontro, di conoscere persone libere, motivate, anche nelle zone che si desiderano, con un determinato profilo, e poi la chimica fa il resto, perché è durante l'incontro che poi si scelgono. Esatto, tu per tu, non via chat. Un attimo solo, c'era un messaggio prima mentre stavi raccontando che non siamo riusciti a leggere, vediamo se la regia ce lo rimette in onda un attimo, che così lo leggiamo insieme. Un attimo, eccolo qua. A volte uno ama e l'altro no. Che fare se l'altro non lascia, ma ci sta per comodo? Ammazzatelo! Brutalmente. Stavo giusto dicendo che la responsabilità è anche nostra.
quando noi non agiamo, lo fanno gli altri per noi. Perciò se noi non molliamo una persona perché vediamo che l'altro ci sta per comodo e lo lasciamo fare, la responsabilità è anche nostra. Perché fa comodo anche a noi che sia questo. Certo. Cioè, accettiamo o un magari non compromesso. ci fa comodo, ma lasciamo che l'altro faccia i suoi comodi, quindi bisogna essere coscienti di questo, insomma, ecco. Averne consapevolezza e fare delle scelte, quindi vedere fino a che punto si è disposti, qual è il bene comune, eccetera, quindi non è una cosa semplice. Comunque la trasmissione è durata troppo poco e io non ho fatto in tempo a spiegarvi il nostro progetto per voi. Sarà per la prossima. La prossima volta a questo punto sarà anche l'occasione. Abbiamo l'occasione. solo iniziato. A me resta la curiosità, va bene. Però ringrazio. Aspetto le lettere a quel signore che me le ha promesse e ringrazio tutte queste persone che sono intervenute, è stato veramente molto molto bello. Perfetto, grazie Valeria. Allora noi la prossima volta parleremo di questo progetto, magari l'allungo io, ci porterai la persona che così la conosciamo anche, che ci racconterà, potrebbe essere una cosa che anche a voi telespettatori può essere simpatica da conoscere, da scoprire. Grazie anche a voi di aver partecipato, grazie Valeria Pilla, buon lavoro, che ce n'è di lavoro, tempestati di richieste eccetera, e naturalmente noi ci vediamo domani.